Cartello sociale protegge la consortile ma bacchetta i comuni inadempienti. I primi a rientrare nei ranghi sono Agrigento e Montevago. Uno a Gela, l'altro a Catania, approvati i progetti dei due termovalorizzatori che sorgeranno in Sicilia. Querella a Segesta, dove verranno rimosse le installazioni che sono state messe all'interno del parco archeologico. Nuovo botto e risposta a distanza tra Nello Musumeci e Gianfranco Miccichè e nuovo Big Bang tra i forzisti di Sicilia. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Il cartello sociale della provincia di Agrigento scrive una lettera aperta al Consiglio di amministrazione dell'AICA per conoscere quali azioni intende porre in essere nei confronti dei comuni morosi. Un assetto polemico ma che ha già portato i primi frutti. Il primo a rientrare nei ranghi è infatti il sindaco di Agrigento Franco Miccichè, che spiega: seguo con molta attenzione le vicende che riguardano la consortile che gestisce il servizio idrico. Conosco bene i problemi sollevati dal cartello sociale e a tal proposito mi preme specificare che ho già dato mandato agli uffici di rimettere all'AICA le somme che il comune di Agrigento ha ricevuto nei giorni scorsi dalla regione siciliana. Il nostro direttore Arturo Cantella. Nota stampa del cartello sociale relativamente ai comuni morosi e alla manifestazione che si è svolta qualche giorno fa davanti alla prefettura. Il cartello sociale afferma come ammontano oltre 800.000 le utenze non pagate dai comuni per i servizi già ricevuti nelle proprie strutture. A tal proposito il cartello sociale della provincia di Agrigento scrive una lettera aperta al Consiglio di amministrazione dell'AICA per conoscere quali intenzioni intende porre in essere per il recupero di queste risorse economiche non proprio modeste. Non comprendiamo, sottolineano i rappresentanti del cartello sociale, perché un cittadino magari disoccupato viene immediatamente diffidato e nei suoi confronti si avviano le procedure di riscossione coatta, mentre ai comuni è consentito di non pagare. Così come annunciato nella manifestazione davanti alla prefettura, i rappresentanti dell'ufficio diocesano di pastorale sociale con la CGIL, la CIS e la UIL si rivolgono a quei sindaci che pubblicamente hanno dichiarato di non voler girare le risorse ricevute in prestito dalla regione per consentire all'azienda idrica AICA di far fronte alle spese impellenti e sapere i motivi di tali ritardi, stigmatizzando il comportamento di quei comuni morosi, come ad esempio il comune di Raffadali, che ha un debito per bollette non pagate di circa 75.000 euro, quello di Licata per 120.000 euro e quello di Palma per 140.000. Il cartello inoltre torna a fare un appello ai comuni che hanno già avuto le risorse, come ad esempio il comune di Montevago, che nella giornata di ieri ha versato risorse economiche per circa 75.000 euro ricevute dall'assessorato e girate appunto alla società idrica Agrigentina. Il cartello sociale, come promesso la settimana prossima, se non riceverà riscontro da parte di quei comuni che hanno ricevuto i soldi e che non hanno proposto la relativa delibera del Consiglio Comunale, manifesteranno davanti la sede di ogni singolo municipio. Nel frattempo, conclude il comunicato stampa, si attende la fiducia e il confronto che sotto la regia della prefettura dovrebbe vedere seduti allo stesso tavolo i sindaci che con il loro comportamento hanno dimostrato di credere nel futuro dell'azienda consortile, gli assessori regionali interessati, quello dell'energia e delle autonomie locali. Da anni sul viale delle Dune di San Leone ad Agrigento si trova quel che resta del Baraonda, stabilimento balneare posto sotto sequestro nel 2020 e negli anni fortemente danneggiato da una serie di incendi. Il Baraonda, nonostante si trovi da diversi anni abbandonato e vandalizzato, è ancora posto sotto sequestro e la sua rimozione non spetta al proprietario ma alle autorità competenti. Maria Amico lancia un appello al sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, affinché faccia in modo che la procura, il demanio e la capitaneria autorizzino l'eliminazione della struttura. Conclusa la prima fase della procedura di costruzione dei termovalorizzatori in Sicilia, scelti due progetti, uno a Catania, l'altro a Gela. I dettagli nel servizio.
Sciolti gli indugi, adesso appare chiara la mappatura dei termovalorizzatori da far sorgere sull'isola siciliana. Il presidente Nello Musumeci ha annunciato che la gara per la loro realizzazione è ufficialmente terminata. Dei 7 progetti presentati ne sono stati scelti 2, così il presidente della regione. Il nucleo di valutazione ha completato il suo lavoro sulle 7 proposte arrivate, ha verbalizzato l'idoneità di 2 progetti, uno per la Sicilia occidentale ed uno per la Sicilia orientale. Il primo prevede la realizzazione di un termovalorizzatore a Gela. Costerà 647 milioni. Il secondo punta su un impianto a Pantano d'Arci del valore di 400 milioni circa. Ognuno dei 2 impianti avrà la capacità di smaltire fra le 300.000 e le 450.000 tonnellate di rifiuti indifferenziati. Dunque non ci sarà un impianto a Palermo come ipotizzato un anno fa al momento dell'indizione dei bandi, e in generale la Sicilia occidentale dovrà fare base sulla struttura che nascerà a Gela. Siamo convinti sia questa la soluzione, ha aggiunto il presidente della regione. Assieme all'aumento della raccolta differenziata, tutto quello che rimane indifferenziato va nel termoutilizzatore, che produce peraltro energia, e così ci liberiamo della schiavitù delle discariche. Noi in Sicilia abbiamo proposto una soluzione simile diverso tempo fa, ma qui la sinistra ha parlato di mostruosità ponendo 1000 obiezioni. Complimenti al sindaco post comunista di Roma per aver condiviso la nostra soluzione, ancora detto Musumeci. Ora c'è la fase 2 della gara e prevede un nuovo bando con cui la regione chiederà la disponibilità a realizzare questi progetti al prezzo più basso, dando la priorità alle aziende che li hanno già presentati. Prenderà vita così il sistema del project financing. Chi vince gestisce l'impianto, insomma. Da quel momento scatteranno 3 anni per realizzare le 2 strutture. La scelta del presidente Musumeci di volere gli inceneritori è scellerata e insostenibile per l'ambiente e per le tasche dei siciliani, come per quelli di Cuffaro. Alla faccia della rottura con il passato faremo di tutto per fermarli, lo afferma Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia. Sui rifiuti, così come per le nuove trivellazioni alla ricerca di gas nel mare siciliano, prosegue ancora Zanna, il presidente Musumeci continua ad offrire soluzioni vecchie con una visione dello sviluppo e della sostenibilità superata da un paio di decenni. Oggi le priorità sono la raccolta differenziata, il riciclo di materia e l'economia circolare, ambientalmente ed economicamente di gran lunga preferibili sia alle discariche che agli inceneritori. Scegliere la strada degli inceneritori significa accettare che il tetto massimo di raccolta differenziata per la Sicilia sarà il 65%, molto al di sotto degli obiettivi fissati dall'Europa. Un'ipotesi inaccettabile fatta da chi non ha più forza, serietà e autorevolezza e sceglie quindi scorciatoie propagandistiche. Quindi i siciliani, oltre a pagare lo smaltimento in questi impianti in mano ai privati dei rifiuti prodotti che la regione ha deciso oggi di non voler più recuperare e riciclare, dovranno anche pagare nella Tari il costo delle emissioni dannose per il clima. Davvero una scelta lungimirante e davvero conveniente. La notizia è fresca, è sui giornali di oggi. Il sindaco di sinistra, il sindaco del PD di Roma, Gualtieri, ha deciso di risolvere il problema dei rifiuti, che a Roma si trascina da decenni, un po' come la Sicilia del resto. Ha deciso di risolverlo realizzando un termovalorizzatore. Oh, alleluia! Quando lo dicevamo noi era una mostruosità, assolutamente, la sinistra poneva 1000 problemi, eppure noi lo diciamo da qualche tempo, e non solo lo diciamo, ma siamo andati anche avanti, abbiamo costituito il nucleo di valutazione per esaminare le proposte che sono arrivate dopo il bando pubblicato lo scorso anno. Abbiamo ricevuto 7 proposte, il nucleo di valutazione proprio ieri ha completato il suo lavoro e ha verbalizzato la idoneità di 2 progetti, uno per la Sicilia occidentale e uno per la Sicilia orientale. Quello della Sicilia occidentale dovrebbe costare intorno a 647 milioni, quello della Sicilia orientale poco meno di 400 milioni. Adesso
predisponiamo il bando perché seguiamo, come sapete, la procedura del project financing, quindi chiediamo il coinvolgimento del privato. Insomma, stiamo lavorando, non ci fermiamo un attimo perché siamo convinti sia questa la soluzione, assieme all'aumento della raccolta differenziata, non dimentichiamolo, ma tutto quello che rimane indifferenziato va nel termoutilizzatore che produce peraltro energia e così ci liberiamo dalla schiavitù delle discariche. Complimenti al sindaco post-comunista di Roma per avere condiviso la nostra soluzione e la nostra impostazione. Andiamo avanti con la buona pace di tutti. Si allarga la spaccatura fra Nello Musumeci e Gianfranco Miccichè. Un nuovo botta e risposta fra il presidente della regione e il presidente dell'Arsi è andato in scena, mentre il centrodestra è ancora alla ricerca di un candidato unico per la corsa a sindaco di Palermo. Vediamo. Nel duro scontro con Nello Musumeci, il presidente dell'Arsi Gianfranco Miccichè riapre una pagina di 10 anni addietro, quando venne eletto presidente della Sicilia Rosario Crocetta. La sconfitta del centrodestra sarebbe stata causata dal fatto che i candidati di area erano due, afferma Miccichè, sostenendo che le forze autonomistiche, Grande Sud, MPA, Alleanza Siciliana, avevano individuato in Musumeci il candidato gradito finanche a Berlusconi, un'intesa trovata in casa dello stesso a Cefalù, ma nel viaggio di ritorno Musumeci avrebbe ricevuto una chiamata dall'allora coordinatore di Forza Italia Angelino Alfano, che aveva posto il veto sull'alleanza con Lombardo. Accordo quindi saltato, stando al racconto di Miccichè, che continua la narrazione dicendo che non c'era nessuno disposto a candidarsi e si candidò egli stesso, sacrificandosi perché senza la sua accettazione non si facevano le liste. Musumeci, conclude Miccichè, racconta da 10 anni un film diverso. Ho sempre evitato di sbugiardarlo, ma non può continuare a dirlo. Questa è la sintesi invece del governatore dell'isola intervistato dal Corsera. Non mi piacciono le polemiche e non intendo caderci dentro. Il centrodestra sta dando uno spettacolo indecoroso. Qualcuno deve assumersi la responsabilità. Non ritiro la mia candidatura. Berlusconi può risolvere tutto in un'ora. Non mi farò delegittimare da chi ha già spaccato la coalizione 2 volte, facendo vincere la sinistra, da chi guida metà del suo partito e non si capisce cosa mi rimproveri. Se non dimostreranno che sono socio di Matteo Messina Denaro o che a differenza di quanto mi risulta esistono candidati più competitivi di me, no, non ritirerò la mia candidatura. Se dovesse servire per ricompattare la coalizione, mi dimetterei per votare domattina. In caso contrario non avrebbe senso. Ringrazio Giorgia Meloni e sempre lo stesso governatore dell'isola Nello Miccichè che parla per il sostegno e concordo con la stessa. Decisioni importanti devono essere prese dai leader nazionali. È innaturale mettere in discussione un presidente uscente se non ci sono fatti gravi. Nella mia giunta lavoro in armonia con 4 assessori azzurri indicati dallo stesso Miccichè. Non c'è mai stato problema. Sento parlare di Laboratorio Sicilia, ma non vedo perché i siciliani debbano fare le cavie, magari imbarcando in un'alleanza grillini e sinistra per scimmiottare Draghi. Vogliamo normalità, stabilità in Sicilia. Nell'isola il centrodestra è maggioranza e può vincere. Una copertura politica nazionale, quella di cui può vantarsi Nello Musumeci, ovvero di Giorgia Meloni, che non molla di 1 centimetro sul suo conto delusa, cita DN Cronos, dai segnali altalenanti degli alleati ai quali chiede chiarezza. Noi lavoriamo per l'unità, credo che si debba chiedere agli altri partiti della coalizione se l'obiettivo è battere la sinistra o battere Fratelli d'Italia. Non sono chiusa per niente, anche in Sicilia il mio partito sta facendo sforzi maggiori per favorire una compattezza della coalizione e ci siamo ritrovati con Lega e Fratelli d'Italia in ordine sparso su Messina. I nostri alleati dicono, continua la patriota Giorgia, che per una ragione a me non chiara di non essere convinti circa la candidatura di Musumeci. Eppure Nello, per me, conclude, è stato un ottimo presidente di regione e un governatore uscente che ha ben lavorato e di norma vengono ricandidati. Ma ascoltiamo quanto dichiarato dalla sua viceré su Palermo, la parlamentare nazionale Carolina Varchi. Abbiamo lavorato
lavorato fino ad oggi per trovare una sintesi all'interno del centrodestra. Noi chiediamo, come è noto, che si discuta anche la questione regionale contestualmente. Noi faremo le nostre scelte. Fratelli d'Italia sta valutando tutte le opzioni per tenere compatto il centrodestra. La nostra storia rende non percorribile la strada di una campagna elettorale in compagnia degli esponenti, peraltro i più autorevoli di Italia Viva. Noi su questo, sul perimetro del centrodestra non transigiamo. Presentato all'auditorium del Polo Universitario di Agrigento il libro Ecologia tra cielo e terra, scritto da Guido Bissanti e dedicato al musicista agrigentino Pippo Flora, scomparso il 20 gennaio scorso, per 12 anni sovrintendente del Teatro Pirandello di Agrigento. C'è il servizio. Oggi si ricorda, nella giornata della terra, anche una figura di spicco della società agrigentina, che è stato Pippo Flora. Figure così sono anche patrimonio dell'umanità, sono patrimonio di tutti, appartengono in qualche maniera a tutti e tu te ne rendi conto quando non ci sono più. Quindi la stessa cosa secondo me vale proprio tornando alla natura, tornando alla terra. Tu ti rendi conto del danno che l'uomo ha fatto quando la vedi, questa natura la vedi distrutta, la vedi depauperata, la vedi quasi soccombente. Ecco, quindi oggi il libro di Guido Bissanti, il ricordo di una figura di spicco quale quella di Pippo Flora, il fatto che sia la giornata dedicata alla terra, il 52esimo anniversario, se così vogliamo definire, secondo me ci sono diverse valutazioni da farsi. È un momento particolarmente delicato che non attanaglia soltanto noi, attanaglia il mondo intero. La natura non è minimamente rispettata, è un insulto quello che l'uomo riesce a fare e il danno che riesce a provocare. Quindi su tutto questo bisogna riflettere e bisogna porre immediato rimedio. Ecologia tra cielo e terra intanto nasce da un dialogo che c'era stato negli anni con Pippo Flora, che è un mio collega, autore dell'opera moderna Promessi Sposi, ma fa un approccio sulla problematica ecologica che tutti sappiamo, con le crisi energetiche, ambientali e sociali, che molto probabilmente va affrontata in una maniera diversa. Quindi il libro Ecologia, cielo e terra fa capire che dobbiamo affrontare questo tema con una visione molto più ampia, che non è solo quella tecnologica, quindi ridando alla società, all'umanità, un tema molto più ampio su cui costruire il futuro. Ormai l'ambiente è fatto segno di attività criminose e criminali che per massimizzare i profitti tendono a farne un uso indiscriminato. Quello che è stato l'abusivismo edilizio piuttosto che le cementificazioni sono un ricordo ormai di un recente passato, ma adesso l'aggressione continua con la depurazione delle acque, con il deturpamento delle bellezze naturali, con i disboscamenti incondizionati e indiscriminati, motivo per cui l'Arma dei Carabinieri ha aperto un focus particolare attraverso l'istituzione della grande unità di vertice, il Comando Unità Ambientale, Forestale e Agroalimentare Carabinieri, che ha come mission la tutela dell'ambiente e del territorio in ogni sua sfaccettatura. Credo che sia una giornata non solo oggi ma tutto il periodo di particolare attenzione. Oggi rappresenta la giornata mondiale in ricordo proprio dell'importanza dell'ambiente, della terra, delle risorse naturali, e oggi ancora di più di quel valore etico e sociale che l'ambiente ci pone e ci dispone. Noi come Ordine siamo particolarmente contenti chiaramente di poter dare il nostro contributo, non solo tecnico ma in questo caso di coinvolgimento totale del tessuto sociale, perché da ognuno di noi dipende quello che sarà il futuro di domani e l'attualità di oggi, quindi un rispetto per l'ambiente, maggiore consapevolezza delle risorse ambientali, naturali, di quello che è la madre terra, il rapporto con tutti i comparti, non soltanto del mondo agricolo, rurale, ma appunto forestale, naturale, il rispetto dei boschi. Mio padre era in diretto contatto con la natura, la rupe Atenea, il suo mondo, e se ne vantava sempre di questo posto meraviglioso, e spero, come in una lettera che hanno scritto le mie figlie che hanno letto il giorno del funerale, spero continui a essere un posto meraviglioso, e anzi spero che
che lo diventi sempre di più. Vivere senza mio padre è un disastro, però sono felice perché viene ricordato da tutti con immenso affetto e le sue musiche resteranno qui con noi per sempre. Il Lions Club di Agrigento all'Istituto Gallo della Città dei Templi per sensibilizzare gli studenti sul valore della lettura. Vediamo. Oggi presso il Niccolò Gallo di Agrigento, che è appunto un istituto professionale ma anche tecnico-tecnologico, abbiamo avuto il piacere sia come Lions, poiché io sono presidente quest'anno del Lions Agrigento Valle dei Templi, ma mi pregio anche di essere docente di questo istituto. Abbiamo avuto, dicevo, il privilegio di ospitare per l'incontro con l'autore il professore Francesco Pire, il quale con il suo ultimo testo, Piraterie 2, ha consentito a tutti gli alunni di entrare e diciamo di introdurre in qualche modo il piacere della lettura, che di recente insomma è stato un po' messo da parte. Quindi le tematiche così straordinarie legate ai concetti di fake news, di privacy, di abuso, di uso di internet hanno consentito di spaziare in ambiti vari, e i ragazzi che hanno letto il libro poi hanno avuto il piacere di condividere, diciamo, le proprie letture e addirittura di porre dei quesiti interessanti. Un'esperienza straordinaria che vuole sicuramente sensibilizzare i giovani alla lettura, ma che soprattutto questo evento ha favorito un'interazione, un'integrazione, una comunicazione reale, visto che siamo stati per tanto tempo chiusi, in cui il confronto rimane sempre bello, sempre straordinario, vivo. È stata una bellissima mattinata di lavoro con dei ragazzi splendidi che hanno letto il testo, hanno fatto domande interessanti, ma soprattutto hanno tirato fuori qualcosa di straordinario, ci hanno tirato fuori la loro umanità, il loro modo di crescere con dei valori. Quando ci dicono che i ragazzi oggi non hanno i valori che noi ci aspettiamo, che sono diversi, che sono peggiori, ecco, stamattina abbiamo avuto la dimostrazione esattamente opposta. Sono ragazzi che pensano, che creano e che vivono il loro tempo in maniera diversa, con codici e linguaggi diversi, ma credendo in quello che fanno. Ecco, è stato molto importante il confronto, perché i confronti arricchiscono soprattutto gli autori, che quando consegnano un testo hanno la possibilità di poter rappresentare quello che è un pensiero che può essere tranquillamente messo in discussione. 4 nuovi furti nelle campagne di Canicattì nelle ultime ore. Il primo episodio è avvenuto in contrada Guccione, dove i ladri hanno portato via il cancello d'ingresso, 3 finestre e anche una motozappa appartenenti ad una pensionata 57enne. Il secondo raid è avvenuto in contrada Bardarove, dove sono state rubate alcune finestre dell'abitazione di proprietà di 2 fratelli residenti al nord. A fare la scoperta è stato il cognato. In un'altra abitazione in contrada Pidocchio è stata rubata invece una motozappa di proprietà di un 74enne. Infine, in contrada Montagna Manica, i ladri hanno portato via dalla casa di un 55enne un tagliasega. Indagano i poliziotti del locale commissariato. Monta la polemica in seguito a un'installazione di arte contemporanea all'interno del Parco Archeologico di Segesta. Perché violare la sacralità dei luoghi così pieni di poesia e bellezza con queste mostruosità, ha detto il critico d'arte Vittorio Sgarbi. Contrario all'installazione anche il governo regionale, che da adesso in poi si riserva di autorizzare eventualmente tali iniziative oppure no. C'è il servizio. Tempio di Segesta arriva alla presa di posizione del governatore della Sicilia Musumeci nel clou delle polemiche per delle installazioni di arte moderna in mostra a poca distanza fino al 6 novembre prossimo, facenti parte della Nella natura come nella mente, che vede esposte opere di Mario Merzi, Ignazio Mortellaro e Costa Varozzos, e che ha visto tuonare contro il noto critico d'arte Vittorio Sgarbi. Così il presidente dell'isola: no a contaminazioni artistiche nei parchi archeologici. Condivido le osservazioni di Vittorio Sgarbi. La sacralità laica dei nostri parchi archeologici non ammette contaminazioni di altre iniziative culturali, per quanto dettate da buoni propositi.
Ho chiesto all'assessore Samonati di diramare un atto di indirizzo affinché i direttori dei parchi si attengano a valutazioni omogenee. Intanto l'allestimento artistico attualmente ospitato a Segesta va spostato in altro luogo. Musumeci ha annunciato così il provvedimento già firmato dall'assessore ai beni culturali Alberto Samonà, finalizzato a far sì che ogni singolo allestimento di arte contemporanea, da realizzarsi in aree e parchi archeologici, scrive Samonà, venga preceduto dalla presentazione da parte del soggetto proponente di un dettagliato progetto espositivo da sottoporre alla preliminare autorizzazione dipartimentale. Un Samonà che aggiunge di non essere in via generale contrario a questi allestimenti, ritenendo che debbano essere sempre complementari rispetto al contesto nel quale vengono impiantati e devono agevolare la creazione di un armonico rapporto tra antico e contemporaneo, esaltante il contesto archeologico che in nessun caso deve essere alterato o subire danno dall'allestimento contemporaneo. Una nota dolente che colpisce indirettamente anche il direttore del Parco Archeologico Segestano, Rossella Giglio, che raggiungerebbe il traguardo pensionistico, parrebbe proprio a fine aprile prossimo, che fra le tante cose utili realizzate nell'area segestana negli anni di sua direzione verrà ricordata pure per questo episodio non bello. Ok dalla regione siciliana ai piani di zona, 108 milioni per 3 anni in favore delle fasce più deboli. L'obiettivo è rafforzare il sistema dei servizi sociali, ampliandone l'offerta e migliorandone la qualità per rispondere all'aumento di situazioni di vulnerabilità e della domanda generata dalla pandemia. Vediamo. Rafforzare il sistema dei servizi sociali ampliandone l'offerta e migliorandone la qualità per rispondere all'aumento di situazioni di vulnerabilità e della domanda di servizi generato dalla pandemia da Covid-19 è l'obiettivo delle linee guida per la programmazione del piano di zona 2022-2024 in Sicilia, in applicazione della legge 328 del 2000 attraverso l'utilizzo del Fondo Nazionale Politiche Sociali 2021-2023 approvata dal governo Musumeci nell'ultima seduta di giunta. Un documento strategico che pianifica l'utilizzo di 108 milioni per il triennio per interventi in favore delle fasce più deboli, applicando i livelli essenziali delle prestazioni sociali. Con questo atto di programmazione intendiamo dare continuità alle politiche sociali territoriali già avviate in attuazione del precedente piano sociale nazionale, dichiara il presidente della regione siciliana Nello Musumeci, introducendo alcune priorità di intervento previste dal nuovo piano nazionale volte a rafforzare l'accesso al sistema dei servizi sociali e la presa in carico dei soggetti più fragili, tenuto conto della molteplicità dei bisogni espressi dalla persona. Stiamo lavorando per garantire a ciascun distretto sociosanitario, aggiunge ancora l'assessore regionale alla famiglia ed alle politiche sociali Antonio Scavone, una dotazione minima di professionalità sociali e di servizi di interventi in grado di migliorare la qualità dell'offerta pubblica, soprattutto in quelle realtà locali in cui il settore dei servizi sociali non dispone di personale tecnico, in cui le risorse umane professionali a disposizione risultino esigue rispetto alla complessità manifestata dal territorio. In particolare nelle linee guida sono state individuate alcune priorità di intervento: il rafforzamento del servizio sociale professionale che mira ad ampliare la dotazione di assistenti sociali del distretto socio-sanitario, il rafforzamento del punto unico di accesso per favorire l'incontro della persona con l'offerta di servizi pubblici, il rafforzamento delle altre professioni sociali con la costituzione di equip multidisciplinari nei vari ambiti sociosanitario, scolastico, sociolavorativo, educativo, le dimissioni protette e l'attivazione dell'assistenza domiciliare per soggetti parzialmente o totalmente non autosufficienti al fine di garantire continuità di cure e di miglioramento della qualità della vita, i piani personalizzati per soggetti con disabilità, gli interventi per l'area dell'infanzia e dell'adolescenza, con rafforzamento dei centri per la famiglia, dei servizi di mediazione familiare, con interventi per favorire l'inclusione dei minori con disabilità e fragilità, con un potenziamento dell'educatività domiciliare. Io in sostanza mi sto facendo portavoce di quelle che sono le richieste del territorio
Ricordiamo che da più di 6 anni questa scuola è chiusa e si rischia seriamente la chiusura definitiva con la mancanza del codice meccanografico. Il mio intervento nella seduta di Consiglio Comunale va nella direzione di spostare delle somme e destinare appunto per la realizzazione del plesso e quindi da diverse sedute ci scontriamo con dei pareri degli uffici che già sono stati dichiarati illegittimi nella prima seduta dalla segretaria e che fino ad oggi non hanno trovato le motivazioni giuste per giustificare appunto il senso del parere contrario degli uffici. Palazzo Zanca vorrebbe utilizzare le risorse per il decoro urbano, per una serie di interventi e non invece per la scuola. È una questione di priorità dal suo punto di vista, sulla base di che cosa si fanno determinate scelte? Le scelte sicuramente devono essere politiche e gli uffici devono lasciare al Consiglio Comunale la libertà di poter interagire e di poter modificare quelli che sono gli atti deliberativi. La richiesta che viene dagli uffici è una richiesta che giustamente è legittima, perché anche i cimiteri hanno bisogno di interventi, però dal mio punto di vista la scuola è una priorità perché appunto, come ripeto, a settembre si rischia la chiusura definitiva e quindi dobbiamo insistere su questo percorso. Noi già siamo alla terza seduta, credo, se non ce n'è stata qualche altra, che praticamente attendiamo solo un parere tecnico ed economico che sia legittimo per poter dire andiamo alla votazione al Consiglio Comunale per spostare i fondi dal decoro cimiteri al plesso scolastico, che altrimenti a settembre rischia la chiusura del codice meccanografico. Perché per voi è tanto importante questa scuola? Allora noi insistiamo perché quest'anno potremmo perdere anche la scuola dell'infanzia, perché una volta la scuola dell'infanzia era regionale ed ora è passata statale ed è ospitata naturalmente nei locali della sagrestia della parrocchia di Mili. Per cui fare un passaggio del genere, la scuola elementare, potrebbe ospitare anche bambini della scuola dell'infanzia, che attualmente siamo all'incirca 50 famiglie che sono ospitati naturalmente in tutti i plessi scolastici che sono da Mili San Marco, Tremestieri, Larderia, che ospitano tutti i bambini delle scuole elementari del villaggio di Mili San Pietro. Naturalmente una volta, oltre a quelli di Mili, venivano a frequentare questo plesso scolastico sia quelli di Mili Marina che quelli di Mili San Marco. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Fontanelle ricorda Loredana Guida, insegnante e giornalista agrigentina scomparsa prematuramente. Appuntamento il prossimo 25 aprile, lunedì, al Parco del Sorriso. Previsti momenti di solidarietà, amore e inclusione sociale. Giovanna Neri. Buon compleanno Loredana, tutto pronto per lunedì per festeggiare questo evento. Lei avrebbe compiuto 47 anni, ma la sua figura è sempre viva nei nostri cuori. Un compleanno speciale, quello che ci apprestiamo a vivere lunedì 25 aprile, qui nel nostro quartiere, nel Parco del Sorriso, in ricordo di Loredana Guida, insegnante, giornalista, abitante nel nostro quartiere. Dalla straordinaria sensibilità, solidarietà e umanità della famiglia nasce e continua il desiderio di ricordarla in sua memoria con un segno tangibile, concreto e duraturo, perché il Parco del Sorriso sta diventando sempre più bello e funzionale ed erano delle volontà di Loredana. Oltre a questo, insieme con la collaborazione del Lions, con il presidente Giuseppe Caramazza, che ringrazio, è stata riqualificata una aiuola e piantato e donato un albero di ulivo, simbolo di vita, e vuole ricordare chi non c'è più, ma vuole ricordare chi nel quartiere ha lasciato semi produttivi e di vita. Nasce e quindi invitiamo tutti per lanciare un messaggio: dalla sofferenza di qualcuno può nascere la speranza per tanti. Appuntamento lunedì dalle 16:30 in poi con questo prezioso evento, animazione, e aspettiamo sicuramente tanti bambini e famiglie. Luisa, tu sei la sorella di Loredana, il Parco Giochi ha un nuovo allestimento in sua memoria. Sì, abbiamo cercato di fare le volontà, diciamo, di Loredana, che ci ha lasciato veramente per iscritto di fare del bene in sua memoria. Il 25 sarebbe stato il suo compleanno
Grazie all'aiuto del comitato di quartiere, veramente molto efficiente, Fontanelle Insieme, a contributi raccolti volontariamente nel 2020, all'aiuto dell'ARS e all'appoggio anche del Comune di Agrigento, siamo riusciti a riqualificare, a dare un ulteriore contributo a quest'area che accoglierà sicuramente il sorriso dei bambini. Quello che ci piaceva infatti era collegare l'amore comunque che aveva Loredana, tanto da arrivare appunto in Africa per i bimbi proprio africani, quindi creare un filo conduttore con le volontà proprio di Loredana. Sono sicura che Loredana continuerà a sorridere attraverso il sorriso dei bambini e ogni anno questa piazza ospiterà in questo giorno, il 25 aprile, eventi benefici, a scopo benefico, proprio per fare sempre del bene in sua memoria. Speriamo che per come sorriderà questo parco, sorriderà anche la giustizia, visto che siamo in attesa ancora dal 2020 di capire quale sarà l'esito dopo continui rinvii. Presidente Caramazzo, il Lions Club sposa un progetto, quanto è importante ripartire dalle periferie? È proprio importante ripartire dalle periferie e farlo insieme alle persone che vivono nelle periferie. In questo caso lo abbiamo fatto insieme con il comitato di quartiere Fontanelle Insieme e il Leo Club Agrigento Oste. Abbiamo messo a dimora un ulivo e alcune piante che fa parte di un progetto pro ambiente che noi Lions quest'anno abbiamo sposato e che è una testimonianza di presa di coscienza per il rispetto dell'ambiente. Averlo fatto in una zona di periferia, averlo fatto costruendo una rete, avendolo fatto nel giorno che ricordiamo Loredana Guida, giovane insegnante che è venuto a mancare nel 2020, ci onora e ci gratifica. Al teatro Regina Margherita di Racalmuto stasera alle 20 scena lo spettacolo scritto da Antonella Monreale, che ne firma anche la regia insieme a Franco Sodano, dal titolo Anime che si chiamano, realizzato grazie alla collaborazione tra il Lions Club e l'associazione teatrale Arcobaleno. Si tratta di un evento benefico. Siamo allo sport, partiamo dal calcio, eccellenza. L'Acragas si prepara al derby con la Pro Favara. Il tecnico biancazzurro Nicola Terranova dice: stiamo lavorando bene, la posta in palio è alta. Carmelo Lentini. Sale l'attesa per il derby di domenica pomeriggio allo stadio favarese Giovanni Brucoleri. A 2 giornate dalla conclusione della regular season, infatti, Pro Favara ed Acragas si affrontano per consolidare la zona playoff, per cui qualsiasi risultato potrà uscire fuori da questo match. I giochi sono praticamente chiusi e con la mente oramai rivolta alla disputa degli spareggi promozione. L'Acragas si presenta con 6 punti di vantaggio sulla Pro Favara, con quest'ultima dietro di 3 punti dal Don Carlo Misilmeri. Ricordiamo che la compagine dei Templi, oltre il derby di Favara, dovrà giocare l'ultima collenna in casa, mentre la Pro Favara dopo l'Acragas sarà ospite del Casteltermine. Infine il Don Carlo Misilmeri, la seconda in ordine dei playoff, domenica affronterà l'Oratorio Marineo in casa e concluderà poi con il Marsala. Entrambi gli schieramenti, sia biancazzurri che favaresi, non presentano defezioni, per cui i rispettivi mister Terranova e Tudisco manderanno in campo le migliori formazioni. Intanto, su disposizione delle autorità competenti, proprio domenica 24 aprile i botteghini dello stadio Brucoleri rimarranno chiusi per ordine pubblico. Pertanto gli sportivi, per avere l'accesso nei vari settori dello stadio, sia per quanto riguarda gli ospiti che i locali, è indispensabile munirsi del biglietto acquistandolo solo nei punti prevendita entro questo sabato alle ore 20. A Favara saranno disponibili presso lo stadio dalle 15 alle 20, mentre ad Agrigento presso il caffè dei Fiori al villaggio Mosè. Infine arriva dalla Puglia l'arbitro designato per questo derby Pro Favara Acragas, in programma appunto questa domenica a partire dalle ore 16:30 allo stadio Giovanni Brucoleri. Si tratta di Gabriele Sciolti di Lecce, il quale verrà assistito dagli assistenti Sebastiano Antonio Grasso e Franz Joseph Grasso.
entrambi della sezione di Aciriale. Ma come si stanno presentando i Pro Favara ed Akragas a questo confronto tanto atteso? Ce ne parlano il tecnico biancazzurro Nicolò Terranova e il direttore sportivo della Pro Favara Tino Longo. Sì, si torna a giocare una partita particolare, una partita che tutti vorrebbero giocare, una partita sentita da ambedue le tifoserie. Mi auguro soprattutto che sia una giornata di sport, una giornata dove ci siano tante famiglie allo stadio. Per quello che concerne l'aspetto prettamente tattico e agonistico della gara, mi aspetto una gara difficile, anche perché non ho problemi a dire che affrontiamo una delle squadre che adotta forse dei principi importanti, un avversario che secondo me è quello che ha dato sotto il punto di vista del gioco molto di più rispetto ad altri, quindi sappiamo l'importanza della gara, conosciamo bene l'avversario, siamo pronti per affrontarli. Che clima si respira in casa Akragas? È un clima sereno, un clima importante, e sappiamo che la gara può essere decisiva per il nostro futuro, per il futuro del campionato stesso, quindi rispettiamo tanto l'avversario, un avversario difficile, uno, come ho detto poco fa, che tende molto a giocare la palla, e quindi diciamo che ci somigliamo tanto sotto il punto di vista proprio del gioco. Conosciamo tanti giocatori avversari, ma anche loro ci conoscono molto bene, vista anche la vicinanza, quindi per noi sarà una gara che affronteremo sicuramente col piglio giusto. Cosa potrebbe fare alla fine la differenza? La differenza la farà sicuramente l'episodio, come un po' in tutte le gare. Speriamo di portarci l'episodio dalla nostra parte, speriamo soprattutto di riuscire a mettere in campo quello che stiamo provando in settimana. Ci sarà il pubblico delle grandi occasioni a Favara, tantissimi tifosi della squadra giallo-blu spingeranno la Pro Favara verso la vittoria. Questo è un punto di riferimento importante per la Pro Favara, e per l'Akragas uno stimolo in più. Sì, uno stimolo in più, è un derby e come tale lo stiamo preparando. Abbiamo affrontato già qualche partita importante, come vedi Misilmeri e Canicattì. L'atmosfera un po' quella, somiglia un po' a quella con la gara contro proprio il Canicattì, e quindi ci aspettiamo tanto pubblico. Queste partite per i giocatori e per gli addetti al lavoro sono delle partite che tutti, come ho detto poco fa, vorrebbero giocare. Speriamo che ci sia l'atteggiamento giusto da parte di entrambe le squadre. I ragazzi si stanno allenando benissimo, sono sereni, sono tranquilli, sanno che cosa si stanno giocando. Io non ho mai messo bocca nei loro allenamenti, né ho cercato solo di caricarli, nemmeno quando abbiamo perso e nemmeno quando abbiamo vinto li ho esaltati troppo. Credo che il derby, la cosa più importante è che sia, come ha detto anche il Presidente, una giornata di calcio, di allegria, ci saranno tanti ragazzini, tante donne, quindi spero che il pubblico favarese faccia la differenza come ha sempre fatto. Purtroppo sappiamo che è un derby sentito, io non sono né favarese né argentino, ma quindi per me è importante la partita, perché è una partita che poteva giocare anche con Cus. Ho detto ragazzi, a me interessa arrivare domenica ai playoff, se ce la facciamo, e toglierci intanto questo pensiero. Poi quello che viene a casa termine ci prendiamo la posizione, stiamo attenti agli altri, non ci può fregare di meno della situazione poi della prossima domenica. La cosa più importante è quindi vedere questa partita come una partita importante, non per forza sentirla come derby. Capisco le tifoserie, personalmente mi interessa vincere solo la partita. Pallavolo A2, la SEAP dall'Icardillo, Aragona domenica prossima 24 aprile in trasferta a Vicenza alle ore 17 gioca un'altra sfida di play-out salvezza contro l'Ante Vicenza Volley. Vediamo. Coach Giangrossi, contro Vicenza è una tappa fondamentale per rincorrere la salvezza, la vittoria è obbligatoria. Sì, ormai ogni partita è una finale, l'abbiamo già detto in quelle precedenti, non ci sono altri risultati possibili, ma questo vale per noi, vale anche per gli altri, quindi
Penso che saranno, sportivamente parlando, delle belle battaglie. Noi dobbiamo portare a casa i 3 punti se vogliamo comunque provare fino alla fine a fare questa salvezza che all'inizio della pool era piuttosto complicata apparentemente, che adesso insomma è un pochino più alla portata, anche se comunque 3 vittorie nelle prossime 3 partite potrebbero anche non bastare, quindi noi dobbiamo fare il massimo. Vicenza, specialmente in casa, è una squadra temibilissima. Sì, in questo frangente il fattore campo apparentemente sta contando molto, soprattutto nel nostro campo venire è difficile, quindi quando abbiamo giocato all'andata con loro abbiamo fatto valere proprio il fattore campo, giocando un'ottima prestazione e portando a casa i 3 punti che poi hanno dato il via a questa rincorsa. E andare lì a vincere sarà difficile perché loro assolutamente venderanno carissima la pelle e noi dobbiamo essere aggressivi dal primo momento, così come abbiamo fatto contro il Club Italia in casa, così come abbiamo fatto con loro in casa. E vediamo insomma di fare una buona prestazione a livello di intensità ancora una volta. Insomma, arrivati a questo punto la tecnica, la tattica sono importanti, però la motivazione alla vittoria secondo me è quello che conterà di più. Come l'avete preparata questa partita che vale davvero una stagione? Ma abbiamo cercato comunque di dare alle ragazze quel tanto di informazioni tattiche che possono essere utili durante una gara, senza esagerare, perché poi nei momenti di grande tensione non sempre è facile ricordare troppe informazioni. Abbiamo messo l'accento su 2 o 3 caratteristiche fondamentali e più che altro su quello che dobbiamo fare dal nostro lato del campo, quindi abbiamo spinto molto ancora una volta sulla nostra fase break, dalla quale possiamo provare a costruire cose importanti come abbiamo fatto nelle partite precedenti. Sei fiducioso? Lo devo essere assolutamente, ma lo sono perché comunque ho visto una squadra che ha voglia di lottare e questo mi sembra che sia stato molto evidente sia nella partita di Modica, dove comunque abbiamo avuto un momento di difficoltà, e anche nella partita contro il Club Italia in casa, dove dopo un ottimo primo set abbiamo perso in modo piuttosto netto e brutto il secondo, eppure siamo ritornati in campo decisi a far bene quello che avevamo preparato. Quindi sono fiducioso, so che la tensione potrebbe giocare dei brutti scherzi, ma lo potrebbe fare anche dall'altra parte della rete, quindi anche questo è la pool salvezza, anche questo sono le partite che contano, no? Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.